Progetto Stalla 4.0, l'innovazione al servizio di una zootecnia sempre più sostenibile e resiliente. E questo è il titolo di un importante convegno organizzato da ARAV in occasione di Passione Veneta che si è svolta qui alla Fiera di Vicenza. Andiamo a sentire dalle voci dei protagonisti di cosa si tratta. Floriano De Franceschi, presidente ARAV. Progetto Stalla 4.0, si parla concretamente di sostenibilità e di resilienza. Perché? Perché questo è un progetto forse unico anche a livello nazionale, dove siamo riusciti a portare la ricerca e le università all'interno delle aziende, ma all'interno in maniera proprio fisica, cioè sono state inserite 15 aziende. Sono stati creati dei focus group dove sono stati coinvolti, pensate, quasi 450-500 allevatori attorno a tutta questa dinamica, dove effettivamente questi 15 allevamenti si confrontavano con le università e con i ricercatori per cercare le soluzioni migliori per continuare a migliorare i nostri allevamenti sul benessere animale e sulla diminuzione del gas serra. Per quanto riguarda i consumatori, che significato ha uno studio come questo? Io direi che è importantissimo, è la risposta che penso tutti i consumatori si vogliono sentire dire. Noi su questa manifestazione che stiamo facendo in questi giorni, l'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare i consumatori sulle nostre produzioni, sulle produzioni locali e far capire quanto ci stiamo impegnando per migliorarle dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista qualitativo. Per quanto riguarda ARAV ed il futuro, nuovo assetto con un laboratorio efficiente, e questo vuol dire che i controlli saranno più mirati, più oculati e maggiore sicurezza per i consumatori. Sicuramente maggior sicurezza, sì. Noi proseguiamo nel nostro intento. Era il nostro intento creare poi in una provincia che è Vicenza, che si presta a essere al centro della regione del Veneto, creare una cittadella degli allevamenti, degli allevatori. Su questo ci siamo impegnati, su questo siamo riusciti poi a edificare, spostarsi il laboratorio da Padova a Vicenza, insomma in questo posto un po' centrale, investendo parecchi fondi nostri, tutto sommato, e anche su progetti che abbiamo attivato assieme alla Regione. Pensate che insomma parliamo di oltre 3,5 milioni di euro spesi per dare un'innovazione, un laboratorio che abbia le ultime generazioni di macchine efficienti per poter fare analisi. Samuele Trestini, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, Università di Padova. In occasione di questo convegno, per definire un progetto importante, ha presentato una relazione su un'app. Si parte dall'app, però il discorso è ben più ampio. Di che cosa si tratta, professore? Il progetto Stalla 4.0 è un progetto nato ormai quasi 5 anni fa, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema allevatoriale del bovino da latte del Veneto. E nel suo percorso ha raggiunto obiettivi forse anche al di sopra delle aspettative, in quanto, partendo con un coinvolgimento dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, latterie del territorio, associazioni di categoria e ben 14 aziende zootecniche che hanno partecipato all'attività progettuale, e ha poi realizzato un'amplissima diffusione dei propri risultati, coinvolgendo quasi 500 allevatori in Veneto con l'attività di formazione e svolgendo oltre 11 incontri nell'ambito di focus group che hanno permesso di approfondire temi di discussione che poi hanno costruito il capitale sociale e le conoscenze necessarie a migliorare il sistema produttivo e a realizzare anche uno strumento gestionale innovativo a favore del sistema allevatoriale.
Professor Martino Cassandro, Dipartimento Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, Università di Padova. La sostenibilità ambientale della vacca da latte non è solo un mantra che si ripete oggi, ma con questo progetto è qualcosa di concreto. Sì, è un obiettivo di fatto non solo per gli zootecnici e gli allevatori del Veneto e dell'Italia, ma è anche un obiettivo che i consumatori ci chiedono. Oggi col progetto Stalla 4.0 abbiamo messo a punto degli strumenti per misurarla nei nostri allevamenti, negli allevamenti dei bovini da latte in questo caso, e quindi gli allevatori sapranno come migliorarla sia da un punto di vista genetico che da un punto di vista ambientale e gestionale. Per quanto riguarda i consumatori, qual è il beneficio, quali saranno i benefici di questo studio? Il beneficio di fatto principale è quello di avere un ambiente sicuramente più sano, e questo per tutti, per i consumatori poter utilizzare dei prodotti lattiero-caseari che impattano meno sull'ambiente e che rispettano i nostri territori. Flaviana Gottardo, Dipartimento Medicina Veterinaria, Università di Padova. Dalla ricerca alla cultura del benessere animale, lo strumento dei focus group. Che cosa sono i focus group, professoressa? I focus group sono sostanzialmente dei gruppi di discussione nei quali vengono invitati principalmente gli allevatori, in questo caso i tecnici, veterinari e altri portatori di interesse, dove vengono in qualche modo approfonditi tutti gli aspetti collegati a un tema specifico. È evidente che in questo modo si incentiva la partecipazione degli allevatori e si individuano i loro fabbisogni anche di ricerca o di innovazione. In questo progetto sul benessere animale, perché sono stati importanti i focus group? Perché hanno validato quelli che erano i risultati che noi raccoglievamo sul campo con una discussione aperta, e hanno anche permesso di individuare nuove aree di attività e di ricerca che serviranno anche per una programmazione futura. Inoltre hanno anche reso più partecipativa la presenza degli allevatori, che si sono sentiti protagonisti della progettazione. Riccardo Negrini, direttore tecnico, Associazione Italiana Allevatori, un bilancio di questo progetto e potrà essere punto di partenza per altro. Un bilancio che non può essere più che positivo di così. È un progetto nato ormai 5 anni fa, un progetto che è stato innovativo nell'idea progettuale. Ricordiamo che 5 anni fa si parlava ad esempio di impatto ambientale, ma era ancora qualcosa legato un po' a un'elite. Il progetto ha colto l'opportunità, ha sviluppato uno strumento innovativo. Credo che oggi siamo i primi in Europa, quasi primi al mondo, ad avere un sistema di misurazione dell'impatto ambientale in azienda diffuso in tutte le aziende italiane, perché questa è stata la grande ulteriore innovazione di un progetto regionale, ricordiamo, no? La lungimiranza di una regione che vede oltre la propria regione, quindi mette delle risorse per i propri allevatori, ma è pronta a mettere a disposizione di tutto un sistema che ritiene nazionale l'innovazione. È un punto di partenza non solo per i risultati, ma credo anche per il modello che è stato utilizzato. E questo modello credo che sia il modello vincente della nostra zootecnia, cioè regioni lungimiranti, partner identificati per la loro competenza, ma anche per la loro capacità di sviluppare soluzioni applicative, e un sistema nazionale che recepisce l'innovazione e la mette a disposizione di tutti. Immaginate che cosa succede se tutti i sistemi che oggi abbiamo a disposizione funzionassero nello stesso modo. Per cui, oltre al risultato concreto, e ogni allevatore avrà un'app gratuita che porta i risultati di questo modello, abbiamo sviluppato, credo, un esempio assolutamente virtuoso di che cosa significa mettere a sistema denaro pubblico in primis, ma le competenze di una nazione che ha nella capacità di produrre alimenti di qualità un vanto riconosciuto nel mondo.